Benvenuti a Call Center Cortesia, la rubrica dove gente inutile che ha problemi ancora più inutili e ne chiamano gli altri. Vabbè, sono lo straordinario Vianeo da Mestre, chi c'è in linea? Salve Vianeo, sono Matteo. Volevo un consiglio su come dire a una ragazza che mi piace perché non so come conquistarla. Guarda, una roba che funziona sempre è portarle un mazzo di fiori. Però non vorrei forzare le tappe, cioè vorrei aspettare il momento giusto per non rovinare tutto. Da quanto la conosci? 21 anni. More, se ti spetti un altro fiato ti porti in cimitero sti fiori. Dai, devi uscire da questo torpore di moltonimento che ti ha preso. Ma se vieni gli alieni in cerca di vita intelligente, te trova a te. Vogliamo deluderli? Dai, No, per carità, ma cosa potrei fare allora? Beh, puoi invitarla fuori, non so, a mangiare un bel Guarda, fai così, la prendi, la porti a mangiare, non so, delle delizie tipiche del nostro territorio, magari in un ristorantino che evidenzi anche le bellezze, no, di questo bellissimo Veneto. Ma dove? Ti porti a mangiare un panino onto su un camietto in Romea. Poco, non te parli? È proprio una cosa elegante però, un panino onto. Sì, Timore, il panino onto, sì, è proprio il top della ristorazione, sì, the new Stella Restaurant, come si dice. Sì, ma poi lo diceva anche il grandissimo poeta Arqua Petrarca, mi pare si chiamava. Diceva, se una donna condivide con te un panino onto è vero amore. Sì, io mi ricordo che portai la mia bellissima Kimberly Busetto, straordinaria bellezza, stavamo proprio bene insieme, anche la gente diceva che stai proprio bene insieme, sempre proprio Busetto e Botton. E mi ricordo che l'ho portata a mangiare un panino onto, il primo panino onto che ho mangiato è stato salsiccia, prosciutto e formaggio su un letto de crème con dentro una cacipolla e un fiato di salse a piacimento, perché poi sia afrodisiaco, no? Se è giusto un mix per il primo bacio, no? Comunque lei, finita questa cosa, mi guardò e mi disse: sei il mio fuoco d'artificio. Io, davvero, illumino le tue giornate? No, aspetto che te scioppi. E allora io per riconquistarlo ho detto: ma come, amore, ti porto a fare un bel weekend romantico in un'isola al caldo? E dove? A Murano in Fornase. Non l'ho più vista. Ok, grazie del consiglio. Sì, grazie. Ricorda le parole di Arqua Petrarca, Coco. Manco arroganza. Grazie.